Amici carissimi, buongiorno a tutti, ribenvenuti in questo mio secondo appuntamento. Oggi è il quinto giorno di digiuno totale. Ho sorpassato questi 5 giorni, naturalmente grazie all'aiuto dell'acqua, perché ho fatto colazione, pranzo e cena, sempre naturalmente con acqua. Ho calcolato io dalla mattina fino alla sera mi sono bevuto mediamente tra i 4 litri e mezzo e 5 litri di acqua. La mattina ho continuato, anche il secondo giorno, ho continuato a prendermi le vitamine, che ora vi dico quali vitamine sono. E poi niente, per quanto riguarda il mio secondo giorno non ho sentito assolutamente bisogno di mangiare nulla, anche perché avevo già abusato da prima di iniziare il digiuno, per cui ancora la scorta bene o male c'era. Al terzo giorno invece no, al terzo giorno ho avuto un sintomo di fame piccolo, però mi sono aiutato grazie alla mia forza di volontà, perché nonostante tutto ho una forza di volontà grandissima, una volta che decido di fare una cosa la faccio e soprattutto la faccio bene. E quindi se ho iniziato questo digiuno lo voglio portare a termine facendo appunto le cose per bene. Allora, il quarto giorno sempre tranquillo, ho naturalmente continuato sempre a prendere acqua abbondante, non ho toccato assolutamente nulla. Devo dire che diciamo, quando sono uscito da casa mi sono preso qualche caffè al bar, però caffè amaro ovviamente, e massimo me ne sono preso due in un giorno. Per cui il caffè nel digiuno si può prendere tranquillamente. L'importante è che non si assumono zuccheri e qualche altra cosa. Del resto, per quanto riguarda diciamo, bevande, se non sono zuccherate vanno bene, non interrompono il digiuno. Oggi siamo al quinto giorno e quindi da oggi entro in fase di chetosi. Quindi diciamo più che altro da ieri, dal quarto giorno in poi si entra in fase di chetosi e quindi il corpo automaticamente dovrebbe nutrirsi dei grassi corporei che abbiamo noi stessi dentro al corpo. Difatti stamattina mi sono svegliato molto più lucido del solito, molto più appagato, non ho fame completamente e mi sono aiutato in questi giorni, dal primo fino a oggi che è il quinto giorno, e prendendomi naturalmente le vitamine. Che cosa mi sono preso? La mattina io quando mi alzo dal letto, prima di prendermi l'acqua, mi prendo una compressa di multivitaminico, una compressa di vitamina C, una pillola di vitamina D, poi mi prendo anche l'omega 3, attenzione l'omega 3, e una pillola di vitamina B12, una pillola di ferro e una bustina di magnesio e potassio, che quelli non devono mancare mai. Questi me li prendo regolarmente ogni giorno, naturalmente per non essere a corto di vitamine, anche se non ce ne sarebbe bisogno, però onde evitare, insomma, considerata anche l'età avanzata, meglio non rischiare. E ho continuato così per questi 5 giorni. E stamattina che sono entrato in fase di chetosi, intendo da domani in poi ampliare questo digiuno bevendomi un infuso che faccio io molto spesso. Qual è l'infuso? L'infuso io uso fare che ci metto dentro un cucchiaino di tarassaco, che ho comunemente chiamato come dente di leone, nel mezzo ci metto un cucchiaino di semi di lino, un cucchiaino di semi di chia, un cucchiaino di semi di sesamo e un cucchiaino di semi di papavero. Mescolo tutto per bene, lo faccio riposare per 10 ore, 10-12 ore, dopodiché l'indomani mattina un bicchiere come mattina solo di liquido, me lo prendo insieme al multivitaminico e a tutte le vitamine e mi sono sempre trovato bene, ringraziando a Dio. Come ripeto, oggi al quinto giorno sono entrato in fase di chetosi, mi sento bene. Stamattina, ripeto, come ho detto poco fa, mi sono svegliato molto più acceso del solito, più contento. Questo significa che il corpo si sta dando da fare e niente, voi stessi mi vedete, potete notare la differenza dal primo al quinto giorno. Fino a qui tutto bene, tutto procede bene. Io continuo con questo mio digiuno, ripeto, non vi dico quanto durerà, però vi posso dire che al momento mi sento bene e quindi lo continuo. E niente, per quanto riguarda altre cose, sono a posto. Amici carissimi, grazie di questo secondo appuntamento, quinto giorno di digiuno totale. Ci vediamo adesso
esattamente al 10° giorno di digiuno totale. Per cui noterete sicuramente, non lo so, se qualcuno fino ad oggi ha notato qualche differenza, ve lo scrivete nei commenti. Ripeto, se mi volete fare qualche domanda, scrivetelo nei commenti e io vi risponderò, garantito al 100%. Grazie ancora e ripeto, ci vediamo al 10° giorno. Un grosso saluto dal vostro Alberto. Ciao ciao. Oh yeah!